Sì, assolutamente. Purtroppo mi verrebbe da dire che come squadra, come gruppo abbiamo saltato a pie pari la pre-season e penso sia il momento più importante per una squadra di assemblarsi, di trovare l'alchimia giusta per lavorare nella maniera più corretta possibile. E quindi stiamo cercando in questo periodo di accorciare i tempi e stiamo cercando di conoscerci, però giocando partite importanti, giocando partite che già valgono i 2 punti e chiaramente non è facile. Stiamo cercando di rimboccarci le maniche e credo che in questo momento la cosa più importante sia lavorare, chiudersi in palestra, lavorare e cercare di migliorare, perché in questo momento non siamo in grado di essere solidi nei 40 minuti, magari abbiamo dei lampi durante la partita, degli sprazzi in cui possiamo giocare un buon basket, ma non siamo continui. Quindi stiamo cercando di ritrovare la condizione insieme ai compagni che sono stati fuori per più tempo e cercando appunto di migliorare, di migliorare giorno dopo giorno. Competizioni impegnative comunque, sia il campionato che la Coppa. A livello dell'LBA si è sollevato sicuramente, in Coppa è sempre un'incognita, però ci è piaciuto sottolineare, l'abbiamo fatto peraltro anche in conferenza stampa, anche da parte del coach, quel ritorno nell'ultimo periodo dove la Dinamo ha dimostrato che può starci. Assolutamente, siamo una squadra, ripeto, con tanti elementi nuovi e sarebbe già un grandissimo campanello d'allarme se sul meno 25 non ci fosse una reazione, però è proprio da lì, come diceva il coach, che dobbiamo ripartire. Abbiamo dimostrato che in soli 10 minuti, ma in realtà direi 8 minuti, abbiamo recuperato 17 punti contro una squadra assolutamente rispettabile, una squadra che ha vinto il campionato polacco l'anno scorso e che gioca un ottimo basket con elementi, con individualità importanti e quindi credo che si debba ripartire da lì, avendo sempre lo stesso approccio nei 10 minuti di ogni quarto e sapendo che magari fra 2 o 3 mesi potremmo essere una squadra che può esprimere un talento importante in tutti i 10 giocatori, ma in questo momento dobbiamo essere una squadra che vince le partite come la partita di Treviso. Sì, sì, concordiamo al 100%. Ultima cosa, si va a Bologna, qualcuno dice vabbè, no. Noi si parte là per fare una gran bella figura e poi, mai dire mai, le partite iniziano sempre 0-0. Io penso anche prima il giornalista quando ha fatto Missione Impossibile, io onestamente sono venuto a Sassari, Sassari è una storia importante come società, non penso che nessuno dentro lo spogliatoio pensi che sia una missione impossibile, rispettiamo tantissimo chiaramente la Virtus Bologna, rispettiamo tutti i loro giocatori, la grande storia della società, però sicuramente quando si entra in campo e si alza la palla è una partita come le altre, sarà sicuramente un pochino più difficile da un punto di vista tattico, tecnico, però si va là per cercare di fare la nostra partita e magari alla fine cercare in tutti i modi di portarla via. C'è un motto del rugby che recita: se hai paura di perdere non oserai vincere. Credo che sia la cosa più giusta da sottolineare. Assolutamente, la paura di perdere non deve esserci nella testa di un giocatore, perché potrebbe compromettere l'intera prestazione, quindi ripeto, consci dei miglioramenti fatti e consci del nostro lavoro andiamo a Bologna cercando di fare una partita gagliarda e solida nei 40 minuti.